Gentili telespettatori, buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia di Oasi di Salute. Nella sanità italiana il budget destinato all'innovazione digitale registra una forte diminuzione e risulta più o meno mal distribuito all'interno del settore. Investimenti oculati e pianificati però permetterebbero invece di risparmiare 15 miliardi l'anno. Dunque per la salute in Italia si spende poco e si investe ancora meno, a discapito però a volte della qualità dei servizi. Arsenal.it è un consorzio volontario delle 23 aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Veneto e si configura come centro di competenza che persegue il miglioramento dei processi sanitari e dell'assistenza offerta al cittadino. Oggi parleremo di sanità digitale in compagnia delle mie ospiti che vi presento subito. Qui in studio con me c'è la dottoressa Michela Gabrielli, responsabile comunicazione e marketing del consorzio Arsenal.it, buongiorno, e Federica Sandri, project manager di Arsenal.it, buongiorno anche a lei. Allora inizio subito con la mia prima domanda alla dottoressa Gabrielli. Questa ANSA diceva appunto che il budget destinato all'innovazione digitale si sta restringendo, insomma, sta subendo una forte diminuzione. Il Veneto in questo contesto come si colloca? Va controcorrente oppure segue la corrente? Beh, diciamo che il Veneto ha scelto un'altra strada rispetto a quella delle altre regioni, ossia un po' sulla spinta della spending review le regioni stanno tagliando i budget un po' in tutti gli ambiti, soprattutto in quello sanitario, soprattutto in quello della spesa tecnologica. Il Veneto invece ha scelto la strada proprio di investire in tecnologia, di investire in sistemi condivisi, informatici, proprio perché grazie a queste soluzioni è possibile risparmiare. Quindi il Veneto sta sfidando un po' il contesto economico a livello nazionale e sta provando a ottenere numerosi vantaggi economici ma anche di efficacia per il paziente di cura. Quindi si stanno un po' valorizzando gli investimenti in Veneto? Questo perché il Veneto sta investendo già da molto tempo in queste soluzioni e quindi sta portando avanti i progetti che aveva già finanziato e ne sta sviluppando altri. Quindi insomma anche questo è importante da dire, facciamo capire che il Veneto sta andando un po' controcorrente rispetto alla tendenza generale. Parliamo di sanità digitale, che cos'è la sanità digitale chiamata anche e-health? Sì, la sanità digitale non è la sanità del futuro innanzitutto, è la sanità di oggi ed è la possibilità, grazie alle tecnologie, di migliorare il servizio al cittadino, ossia l'applicazione di quello che noi chiamiamo ICT, Information Communication Technology, alla pratica medica. Quindi attraverso gli strumenti che sono a disposizione di tutti i cittadini, le tecnologie che sono già state sviluppate, il medico può curare il paziente più velocemente e migliorando anche l'esito della cura. Mi piace molto quello che ha detto lei, non è sanità del futuro ma è la sanità di oggi, quindi è una sanità che già oggi si sta portando avanti con gli strumenti che la Regione Veneto ha a disposizione. Sì. Come sta andando un po' questo progetto? Beh, ce ne sono diversi di Poi progetti. avremo sicuramente sì, modo di parlarne. sì. Ecco. Stanno andando bene nel senso che il consorzio, oltre a coordinare questi progetti, sta misurando anche i risultati che raggiungiamo. E quindi possiamo proprio dirlo che i numeri parlano, stanno dicendo che stiamo riducendo i tempi, per esempio, di refertazione del 61%, stiamo facendo risparmiare le aziende sanitarie, stiamo facendo risparmiare i cittadini, quindi questi progetti danno buoni risultati e continuiamo a misurare, cioè non ci stiamo fermando, ma stiamo cercando di capire nei nuovi progetti quali saranno i risultati. Quindi insomma stanno dimostrando che gli investimenti fatti hanno portato buoni frutti. Prima di un'altra introduzione ho parlato di questo consorzio, Arsenal.it, che cos'è? Sì, il consorzio nasce nel 2005, si chiamava all'inizio Consorzio Telemedicina, che è la possibilità di curare un malato a distanza. Negli anni ha cambiato nome, ha allargato l'ambito di competenza, adesso si chiama Arsenal.it e riguarda il mondo più ampio dell'e-health, cioè tutto quello che è applicazione di ICT al mondo sanitario. Le aziende sanitarie del Veneto avevano sviluppato tutti dei progetti molto buoni, però in maniera indipendente. Hanno deciso di mettere a fattor comune
queste conoscenze che avevano acquisito e soprattutto di essere interoperabili tra di loro, ossia di essere in grado di scambiare dati attraverso l'utilizzo di standard condivisi. Ecco, ma Arsenal.it che tipo di struttura è e chi ci lavora e quante persone anche ci lavorano? Allora, è una realtà unica in Italia perché non esiste un'azienda, non esiste un ente pubblico che possa assomigliare al consorzio. Esistono degli esempi simili nel nord dell'Europa che già avevano una tradizione in questo settore. Lavorano 30 persone, sono tutti ragazzi giovani. E qui ne abbiamo un esempio. Sì, principalmente laureati in bioingegneria, ma non solo, anche economisti, antropologi, esperti di comunicazione, laureati in filosofia e queste persone cercano di coordinare, aiutare le aziende sanitarie a collaborare, a iniettare innovazione all'interno dei loro processi, diciamo così, di cura. Quindi è una struttura unica nel panorama nazionale, Sì. rispetto magari anche a altre strutture. Sì. Diciamo che altre regioni hanno sviluppato aziende controllate dalla regione che si occupano di sistemi informativi e poi magari si occupano anche di far collaborare le aziende attraverso l'utilizzo di standard. Noi facciamo in maniera specifica questo, cioè far collaborare le aziende e iniettare innovazione nelle aziende. Quindi tante le peculiarità di Arsenal.it, che tipo di progetti gestisce? Allora, ce ne sono tanti. Il principale, forse quello più facile da capire per i cittadini perché li tocca molto da vicino, è il progetto Veneto Escape. Federica è la PM e la project manager proprio di questo progetto, che dà la possibilità ai cittadini di scaricare il referto online. Ma ci sono anche progetti che riguardano i pazienti cronici, ossia quei pazienti che purtroppo dovranno fare i conti per il resto della loro vita con una malattia che potrebbe essere il diabete, per esempio, o cardiopatie o BPCO. Questi pazienti devono recarsi spesso al pronto soccorso o a visite specialistiche, scusi. E possono invece essere controllati da casa attraverso dei piccoli dispositivi a casa dei pazienti e quindi inviare i propri dati, i propri parametri vitali all'ospedale, allo specialista piuttosto che al medico di medicina generale. Oppure ci sono progetti che prevedono la possibilità da parte di due medici in due strutture diverse, in due ospedali diversi, di dialogare tra loro e decidere, condividere una diagnosi. Questo in gergo è detto teleconsulto. Oppure ci sono progetti che riguardano proprio il servizio online al cittadino, quindi la possibilità di cambiare per esempio il medico di medicina generale, oppure di pagare direttamente attraverso internet, insomma ce ne sono tantissimi. Tutti servizi davvero innovativi. Io passo la parola a Federica Sandri. Sì. Abbiamo detto tantissimi progetti, l'uno più interessante e utile dell'altro. Cominciamo a parlarne di alcuni. Che cos'è il fascicolo sanitario elettronico e che cosa permette di fare? Sì, in realtà il progetto fascicolo è un po', se vuoi, la collezione di tutti i progetti che Arsenal ha sviluppato fino adesso, perché il progetto deriva da, in realtà, una necessità nazionale, o meglio c'è una legge che impone a tutte le regioni d'Italia di avere questo fascicolo sanitario elettronico per i propri assistiti, e ad Arsenal è stato affidato il compito l'estate scorsa con una delibera regionale e poi è diventato normativa di riferimento, e quindi in realtà il Consorzio sta portando avanti qualcosa che proprio a livello di legge va fatta in tutto il territorio nazionale, e per farlo ha voluto tirare un po' le somme da quello che aveva realizzato e quindi proprio fare rete e investimento sui progetti già in uso e già conclusi e che erano in corso, come lo è Veneto Escape piuttosto che altri, e prendere il meglio di questi progetti al fine di andare a costruire questo fascicolo. Il fascicolo in realtà è un po', se vogliamo spiegarlo in modo così abbastanza intuitivo, la raccolta dei documenti, o meglio di tutti i dati sanitari di una persona, clinici,
sanitario di una persona da quando nasce potenzialmente fino a tutto il corso della propria vita, e permette, oltre al fatto di avere, se vogliamo, un posto virtuale dove sono a disposizione, anche di aiutare gli specialisti in medicina generale, i pediatri, se si tratta di un bambino, a avere sempre a disposizione il dato sanitario, sia se sta bene una persona, perché comunque si fanno controlli, diciamo routine, controlli di routine ogni mese, ogni 2-3 mesi, quindi avere un posto dove sono disponibili questi dati, ma nei casi più gravi, se qualcuno è molte volte ricoverato o ha necessità di fare delle cure specialistiche. Quindi diciamo che è, se vogliamo, più un raccoglitore di informazioni che devono servire per migliorare la cura dei pazienti. Che vantaggi ne ha il cittadino da questo fascicolo sanitario elettronico? Allora, in realtà i vantaggi sono, e mi permetto di fartela vedere da un altro punto di vista, sono soprattutto per gli operatori, cioè per le persone che ci devono lavorare, perché il cittadino ne ha diciamo, beneficio, e poi ti spiego perché, se viene utilizzato dagli operatori, cioè da chi cura il paziente, da chi ha in cura il paziente. E loro avranno sicuramente dei vantaggi, perché gli permetterà, senza barriere di tempo e di luogo, di avere a disposizione i dati del paziente che hanno in cura. Il paziente in realtà poi li avrà a disposizione magari su un portale oppure sul suo telefonino, adesso i telefonini di terza generazione, quindi magari avrà un'application dove potrà vedere, un'applicazione sul telefonino dove potrà avere magari le ultime analisi del sangue che ha fatto la settimana scorsa. Quindi in realtà il vantaggio del paziente è che li ha visibili, li ha a disposizione, ma il vero vantaggio è che i medici che lo hanno in cura riusciranno a curarlo meglio, quindi è un vantaggio di cura e di benessere. È un doppio vantaggio per il Sì. cittadino, ma anche per il medico. l'operatore. Sì. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, torniamo a parlarne tra pochissimo.